Questa conferenza stampa è stata indetta da Italia dei Valori perché oggi approda in aula e ci sarà la richiesta della fiducia del governo sulla legge di stabilità. Noi abbiamo contrastato questa legge di stabilità in Commissione Bilancio perché una legge diversa di stabilità si può fare ed è quello che io in pochissimi minuti e in poche parole vi voglio dire. Questa legge di stabilità già l'Istat ha detto che non produrrà alcun effetto sull'aumento del PIL ed è ciò di cui l'Italia ha bisogno, crescita e sviluppo. Noi continuiamo a vedere rigore, non vediamo mai l'equità e non vediamo mai lo sviluppo e per questo noi abbiamo fatto questa proposta, perché non siamo un'opposizione che dice semplicemente no, ma propone qualcosa di alternativo. Il vero tema che emerge da questa legge di stabilità è che questo governo è pronto a rivoltare anche quello che ha fatto, tant'è che esce profondamente diversa da come è arrivata dal governo, ma lo fa agendo e spostando delle caselle, il gioco delle tre carte lo chiamo io, sempre all'interno dello stesso periodo. E qual è all'interno dello stesso perimetro? E qual è questo perimetro? È il perimetro fatto da coloro che le tasse le pagano e che, quindi le persone oneste, i lavoratori dipendenti innanzitutto, che contribuiscono in larga parte al prelievo fiscale, e si sposta solo all'interno di questo, non si esce mai, mentre il vero problema che ha il Paese, anche ai fini dello sviluppo, per poter ridurre la pressione fiscale, oggi c'è Confesercenti ha presentato uno studio, siamo al 45,7%, 5 punti in media superiore alla media europea. Il vero problema è di far pagare a chi non sta dentro quel perimetro della gente che paga le tasse, agli evasori che ancora non si sono visti, quantomeno non si è visto un effetto a favore di quelli che le tasse le pagano, e soprattutto non c'è nessun effetto per far pagare di più a chi possiede di più, a chi ha di più, ai redditi più elevati, ai grandi patrimoni, eccetera. Allora noi diciamo che è possibile e ve la illustro proprio in un minuto e poi chiudo, noi con questa nostra proposta dimostriamo che si potrebbe ridurre la pressione fiscale per quest'anno di 11 miliardi di euro, di 17 miliardi di euro nel 2014, di 19 miliardi di euro nel 2015, destinandola a chi? Destinandola da un lato alle famiglie, in particolare a quelle a reddito medio-basso, che evidentemente le investirebbero subito in acquisto e quindi in aumento della domanda interna e quindi in sviluppo, in crescita del Paese, e dall'altro alle imprese, perché se le imprese non hanno una certezza di riduzione della pressione fiscale, non investiranno mai e non creeranno nuova occupazione. Queste sono le cifre. Qualcuno dice dove andiamo a prenderle, e non è solo questo il nostro intervento. Quella è la riduzione della pressione fiscale, ma prevediamo anche la soluzione globale del problema esodati all'interno della nostra proposta. Proponiamo di riprendere a investire in ricerca, cultura, 500 milioni nel 2013, 750 milioni nel 2014 e nel 2015, e in spese sociali circa 2 miliardi nel 2013, 3 miliardi nel 2014 e nel 2015, prevedendo anche qualcosa per coloro che non pagano neanche le tasse, tanto il loro reddito è basso, e che non vedono nessun vantaggio da questa manovra e vedono soltanto la prospettiva dell'aumento dell'IVA e quindi dei prezzi e quindi dell'inflazione e quindi un'ulteriore riduzione del loro potere d'acquisto. Noi li andiamo a prendere dove? Ancora riduzione dei costi della politica, perché ancora si continua a parlarne ma non si è vista, riduzione di spese inutili della pubblica amministrazione, la sovrastima per interessi sul debito, perché con la riduzione dello spread già si è calcolato di quanto potranno ridursi nei prossimi anni le spese per il debito, il taglio delle spese militari per armamenti,
e la lotta all'evasione, che noi vogliamo collegare direttamente e immediatamente alla riduzione della pressione fiscale. Il governo deve dirci, è in grado di farlo, gli altri paesi lo fanno, quanto potrà recuperare, e quell'importo deve andare immediatamente a riduzione della pressione fiscale. E chiudo proprio con questo, sta per entrare in vigore il nuovo redditometro, che servirà semplicemente come moral suasion per chi deve fare la dichiarazione, per stare attento a non andare fuori. Noi diciamo si controlli con quello gli ultimi 5 anni e qualora si trovino delle differenze intanto si iscrivano immediatamente a ruolo le imposte, e anche questo darebbe un gettito utile di fronte alla situazione che sta vivendo il Paese. Grazie. Abbiamo voluto oggi presentare la sintesi della controproposta sulla legge di stabilità rispetto a quello presentato dal governo Monti e su cui viene chiesto surrettiziamente, strumentalmente la fiducia. Sul piano tecnico il nostro capogruppo, onorevole Borghesi, ha illustrato in sintesi qual è la nostra proposta, cioè dove intervenire in modo selettivo sul fronte delle entrate e sul fronte delle uscite. A me interessa in questo momento dare una spiegazione un po' più politica di ciò che sta facendo l'Italia dei Valori e di ciò che sta accadendo nel nostro Paese. L'Italia dei Valori è una formazione politica che sin dal primo momento ha compreso che le azioni di governo poste in essere dal governo Monti non avrebbero fatto gli interessi del Paese. Ed infatti, che l'informazione ufficiale da parte del governo continua a magnificarsi da sola, la realtà dei fatti è totalmente diversa. C'è un Paese che sta scoppiando a tal punto che dalla protesta si sta passando alla rivolta, anche alla rivolta pericolosa. Rivolte che noi non possiamo evidentemente accettare, ma di cui abbiamo il dovere di comprendere le radici profonde. Un Paese che dopo un anno del governo Monti vede aumentata la propria disoccupazione, la propria recessione, il proprio indebitamento, il proprio deficit, le proprie speranze di futuro per le giovani generazioni. Eppure tutti fanno finta di non vedere e di dare credito a questo governo semplicemente perché si presenta bene, perché non è più possibile irriderlo per gli eccessi del passato governo. Ma in realtà noi vediamo che le politiche del passato governo Berlusconi sono né più né meno che le politiche del governo Monti. E credo che lo vedano anche i partiti presenti in Parlamento, anche la sua strana maggioranza. Altrimenti non si comprenderebbe perché ormai siamo arrivati quasi a 60 fiducie e ci sia bisogno di una fiducia, del continuo ricorrere al voto di fiducia per approvare un provvedimento di qualche articolo su cui tutti voteranno la fiducia facendo credere che tutti sono d'accordo. Ma se sono d'accordo, perché si viola la Costituzione ogni giorno ricorrendo al voto di fiducia? E questa è l'anomalia di cui non c'è traccia nell'informazione ufficiale, ma che noi denunciamo fortemente. Oggi noi rappresentiamo l'opposizione al governo Monti e l'Italia dei Valori vuole lavorare per costruire un'alternativa alle politiche del governo Monti. E questa è la ragione per cui noi aspettiamo di vedere a bocce ferme quali saranno le coalizioni che si confronteranno alle prossime elezioni e se queste coalizioni, al di là delle parole, sono coalizioni che vogliono continuare nelle politiche portate avanti dal governo Monti, oppure se vogliono creare un'alternativa, perché ad oggi tutti quanti dicono che le politiche di Monti non vanno poi bene così, e lo dicono nelle manifestazioni pubbliche, lo dicono nelle trasmissioni televisive, salvo poi venire qui a votare la fiducia. Ve lo ricordate l'ultima votazione sulla legge anticorruzione, dove ancora una volta solo noi rimanemmo soli a dire che era una legge che avrebbe creato ancora più spazi di impunità
Oggi leggiamo in tutte le pagine dei giornali che la stessa Cassazione ha detto che è una legge che aumenta gli spazi di impunità per i concussori e i corruttori. Oggi sentiamo anche i partiti che appoggiano Monti dire che quel che sta facendo diventa sempre più difficile sostenerlo. Ma allora perché tutta questa ipocrisia? E soprattutto perché la ipocrisia di una legge elettorale che viene costruito su un modello che non debba permettere alle prossime elezioni che ci sia un vincitore voluto dai cittadini proprio per riproporre il modello Monti. A me pare che stiamo in una situazione di regime, non certo con l'olio di ricino, ma con l'olio dell'informazione. Noi riteniamo che, e denunciamo anche qui pubblicamente, il comportamento di mancante rispetto di quel che sono i principi costituzionali anche per quanto riguarda le vicende referendarie. Stiamo raccogliendo le firme su 4 referendum, 2 in difesa dei diritti dei lavoratori, 2 contro la casta, e non c'è una parola che l'informazione pubblica ne dà notizia, la nasconde, la confonde. E però ci sono persone che su questo si stanno impegnando. Noi denunciamo, soprattutto attraverso questa nostra proposta alternativa di legge sulla stabilità, denunciamo la politica di fondo del governo Monti, che è una maggiore divaricazione fra le diverse categorie sociali. I poveri sempre più poveri, le lobby sempre più al comando, sempre più in sella. Noi riteniamo quindi che sia necessario al più presto approvare una nuova legge elettorale. In questo senso bene ha fatto il Capo dello Stato a dare l'indicazione di una giornata con cui si possono fare tutte le elezioni, sia per risparmiare soldi, sia per avere la possibilità di farla questa riforma della legge elettorale, ma che sia una legge elettorale che non si risolve in un'altra porcata, scusate il termine, perché appunto l'idea di costruire leggi solo per precostituire governi è tipico dei regimi. Da ultimo, e mi affido poi alla documentazione scritta che abbiamo presentato, noi oggi e domani voteremo contro queste ennesime fiducie, perché le riteniamo un atto di ipocrisia costituzionale, di mancata responsabilità dei gruppi parlamentari e dei partiti che dicono di appoggiare il governo Monti ma non se la sentono di votare i provvedimenti del governo Monti e si nascondono dietro il dito del voto di fiducia. Noi voteremo contro questo provvedimento soprattutto perché è un provvedimento iniquo, è un provvedimento che ingenera ancora di più divaricazione fra i diversi stati sociali. E siccome siamo un partito politico che non vuole proporsi solo come protesta, presentiamo una proposta organica alternativa in Parlamento, come abbiamo sempre fatto, e nello stesso tempo rilanciamo la necessità di una proposta politica elettorale di governo per la prossima legislatura, perché altrimenti ci troveremo ancora una volta in mano alle lobby finanziarie che speculeranno sui più onesti e sui più deboli. Se ci sono domande, a disposizione. Noi stiamo rilanciando un dialogo costruttivo con un centrosinistra che propone un'alternativa al governo Monti e in questo senso utilizzo non le mie parole, ma le parole che Bersani stesso sta usando in questi giorni, oltre che lui anche altri esponenti che partecipano alle primarie, che è quello di andare oltre il governo Monti e presentare un programma di governo che rimetta in discussione molti dei provvedimenti del governo Monti. Lo ha detto Bersani e
vogliamo che dalle parole si passi ai fatti nella prossima legislatura. In questo senso noi ci auguriamo anzi noi rispettiamo, prima di augurarci, l'istituto delle primarie, per così come si sta svolgendo nel centro-sinistra, perché sarà l'occasione per un punto di chiarezza su che cosa vuole fare questa coalizione di centro-sinistra, cioè stabilire un continuum rispetto al governo Monti, come alcuni candidati alle primarie stanno ribadendo, oppure essere la base per un'alternativa secca anche nelle formalità dei programmi, a cominciare per esempio dalla legge di stabilità, come altri candidati stanno offrendo. In questo senso l'Italia dei Valori ribadisce la propria impostazione di contribuire alla costruzione di una coalizione che sul programma e sul programma alternativo a queste proposte di stabilità e alle altre proposte fatte dal governo Monti trovi il suo fondamento. Abbiamo finito? No, io semplicemente, prima di chiudere, per ringraziare l'ufficio legislativo del gruppo, in particolare il dottor De Toni che lo guida, perché senza di loro non saremmo riusciti a fare un lavoro così approfondito e così completo. Okay.